C'è chi non si sposta di una virgola, ma ci sono le virgole che si spostano. È quella virgola di troppo che consente di utilizzare i fondi pubblici della Regione non solo per ristrutturare e allestire realtà a favore del sociale, come previsto da una legge del 2011, ma anche di acquistare edifici. Una virgola che non c'era e si dovrà scoprire da dove salta fuori. La questione politica e burocratica oggi investe la Regione, a cui si imputa di essersi troppo distratta sulla punteggiatura, permettendo che di 30 milioni di euro buona parte fossero destinati invece che ai bisognosi a tutt'altre finalità. Sul tavolo progetti nel Trevigiano, nel Bellunese, nel Padovano. Oggi di quella fetta di soldi regionali che sono stati concessi, forse solo il 20-25% a 3 anni di distanza è andato a buon fine. C'è stato un dolo, qualcuno ha commesso proprio con dolo, ha commesso, diciamo così, un cambiamento dello spirito della legge per consentire che venissero acquisiti degli immobili a destinarsi a usi sociali, fra virgolette. Poi abbiamo scoperto che non sono stati neanche usi sociali per alcuni. Oggi in Consiglio il Governatore ha riferito di aver consegnato la documentazione relativa alla Procura, alla Corte dei Conti, a una commissione ispettiva interna. Nel frattempo però Zaia ha scoperto che già nel 2013 la Guardia di Finanza aveva chiesto chiarimenti a riguardo. Abbiamo rilevato che c'è una segnalazione della Guardia di Finanza dell'ottobre 2013 che chiedeva delle documentazioni, immagino quindi che ci sia da allora anche un fascicolo aperto. Accusato di mancato controllo, Zaia replica. Non passi l'idea, come vuol fare qualcuno, che il Presidente della Regione sta lì a controllare le fatture e i timbri della Regione, perché non è mio compito e non lo posso fare, è bene chiarirlo, non lo posso fare per legge. Se salteranno fuori i responsabili, annuncia, saranno perseguiti e chiederemo i danni. Al centro della bufera l'allora assessore al sociale Sernagiotto, ora al Parlamento europeo, ma anche Leonardo Padrin, che oggi in Consiglio ha detto tutto è stato trasparente e chiaro, basta fare una rapida verifica delle procedure. Sono state procedure corrette o meno? Io credo che per appurare questo non è che servano tempi biblici e dovrebbe essere una cosa che viene fatta con grande immediatezza. Il consigliere Moreno Teso parla di truffa ai danni dei cittadini. Dobbiamo chiedere scusa, dice con la voce rotta, ai tanti veneti che di questi fondi hanno bisogno, mentre sono andati agli amici degli amici.